Scende in campo il quinto candidato a sindaco di Agrigento. Dopo Zambuto, Arnone, Pennica e Miccichè, adesso è la volta dell'avvocato Nicolò Grillo, presidente della Camera Penale di Agrigento, intitolata al padre Giuseppe Grillo, scomparso nell'aprile del 2006. Nicolò Grillo sarebbe il candidato della grande coalizione Partito Democratico, Movimento per le Autonomie, Futuro e Libertà e quasi certamente Grande Sud. Sarebbe stato scelto dagli onorevoli Roberto Di Mauro e Angelo Capodicasa. La candidatura ufficiale di Grillo potrebbe essere presentata alla stampa e agli alleati politici domenica prossima nel corso di una riunione politica del Partito Democratico alla quale sono stati invitati tutti gli esponenti della grande coalizione. Io ritengo che ci sono tante e ottime proposte che sono affacciate nella società agrigentina. Nicola Grillo è una di quelle, tra l'altro anche le caratteristiche che il Partito Democratico aveva individuato in una riunione dei circoli, perché noi riteniamo che la proposta debba attingere anche alla società civile. Noi guardiamo anche con attenzione a quello che si è mosso nella città in riferimento a De Polis, che ha manifestato specularmente anche attenzione riguardo nei confronti del Partito Democratico. Riteniamo per esempio una proposta come quelle emerse all'interno di Epolis, la candidatura dell'avvocato Pennica, sia anche quella una candidatura che la nostra coalizione ha il dovere di prendere in considerazione. L'importante è che alla fine noi scegliamo il candidato che sia più compatibile con la coalizione, con gli obiettivi di questa coalizione, che sono quelli di dare un governo a questa città, e che sia anche una candidatura che possa avere il gradimento e il consenso dell'elettorato agrigentino.